Sono Dina Meloni, responsabile in questo momento del circolo Peppino Mereu di Siena. Diciamo che faccio la reggente per conto del presidente che non è stanziale qui in città. Il circolo Peppino Mereu è il circolo dei sardi, un circolo nato negli anni '80 per volontà di alcune menti abbastanza lungimiranti che hanno voluto tenere salda la tradizione fuori anche dalla terra appunto sarda, la tradizione culturale, agropastorale di tutto ciò che riguarda l'isola, una volta che appunto le persone sono dovute andare via, quindi emigrare dalla Sardegna per venire in terra di Toscana, facendo rinascere un'economia che in quel momento si era completamente sdata, cioè era proprio seduta e abbandonata. I risultati si vedono tutt'oggi, le terre, basta fare un giro nelle colline circostanti in provincia, nelle Crete Senesi, nella Val d'Orcia e in tutte le valli che ci sono intorno alla città per vedere qual è il risultato dell'attività dei sardi in Toscana e soprattutto in provincia di Siena. Siena è una città che grazie alla sua struttura ha mantenuto anche lei una tradizione forte come appunto un'entità particolare. Sappiamo che è divisa in 17 contrade, questo contribuisce, ogni contrada ha vita propria, autonomia propria, ha un popolo che governa, ha un proprio governo, ha degli organi eccetera, è un piccolo comune all'interno del grosso comune e questa suddivisione, questa tradizione mantenuta nel corso degli anni, esiste un consorzio per la tutela del palio, di tutte le immagini, non si tocca niente, non si modifica niente che non venga passato rigorosamente al vaglio della storia e delle possibilità che ci possono essere di fare qualsiasi cambiamento in maniera diciamo civile, ecco, non per fare così modernizzare e basta. E questa suddivisione ha fatto sì che appunto la città mantenesse appunto la sua integrità e il suo aspetto che praticamente ancora oggi è come 1000 anni fa, 500 anni fa, eccetera. Sì, si è data una rimodernata sicuramente alle strutture, ma la città è esattamente come, diciamo, come quando è nato il Palio, più o meno. È una città che vive di molto turismo, però conserva molte tradizioni e in questo può essere abbastanza anche accomunata a quella che è la realtà dei sardi. Abbiamo visto, diciamo, in tutti questi anni, io sono qui dagli anni '80, non ho contribuito purtroppo alla formazione del circolo, ero troppo giovane all'epoca, però diciamo che tante cose sono rimaste, diciamo, un po' come erano, però la cosa forte che si nota e che comunque viene fuori anche frequentando i senesi è che per i sardi hanno un rispetto particolare, sia perché i sardi diciamo, hanno una parola, hanno un modo di fare, siamo molto insomma, fermi e quindi diciamo, siamo gente di cui ci si può fidare, diciamo così. E per il senese questa cosa è molto importante e sicuramente poi il palio con l'utilizzo dei cavalli, chiaramente il cavallo è una cosa importantissima, è il fulcro di questa grande festa che viene messa in piedi 2 volte l'anno, qualche volta 3 quando ci sono eventi straordinari. E già
diciamo da tanti anni a questa parte un bacino dove andare a prendere i cavalli per farli correre nella piazza è sempre stata la Sardegna. Ora con appunto questo spostamento demografico in Toscana si sono sviluppati anche tanti allevamenti, ci sono tanti sardi che hanno messo in piedi appunto degli allevamenti, ci sono tanti fantini che prima hanno corso e poi sono diventati a loro volta addestratori di cavalli, produttori di cavalli e con quella parte della Sardegna, Chilivani, Bonorva, tutte quelle zone dove c'è appunto l'allevamento del cavallo, dove ci sono delle tradizioni forti, Siena ha sicuramente un grosso punto di contatto. Sono Pietro Clemente, vivo a Siena dal 1973, sono venuto qui perché ho insegnato all'università storia delle tradizioni popolari, poi come università ho girato Roma, Firenze, però sono rimasto sempre qui a Siena, i miei nipoti sono nati a Siena, quindi mi sono radicato in questa città. E qui una delle componenti dell'emigrazione è stata anche quella universitaria, perché quando io sono venuto c'erano diversi sardi a facoltà di medicina, fisica, giurisprudenza e anche il circolo è nato un po' da questa componente, perché negli anni '80, dopo che l'emigrazione si era un po' assestata in Sardegna, era un'emigrazione prevalentemente pastorale, era un'emigrazione di successo, perché qui i pastori poi nel tempo hanno potuto comprare la terra, sviluppare i caseifici. Attualmente praticamente il pecorino toscano DOP è un pecorino fatto dai pastori sardi, anche se la tipologia è quella toscana ma la pecora è quella sarda, e quindi c'è e purtroppo in quegli anni ci sono stati anche sequestri, quindi l'immagine della comunità sarda rischiava di essere travisata dalla comunità toscana, e quindi il circolo è nato anche con questa intenzione. Berlinguer, che è stato consigliere regionale in quegli anni, aveva anche organizzato a Siena il convegno regionale dell'agricoltura, e in quel convegno venne fuori che i pastori sardi erano una delle voci principali dell'agricoltura toscana rinnovata, quindi che c'era un ruolo produttivo formidabile della pastorizia sarda. Dovevamo dare più una nuova identità della Sardegna, e quindi il circolo nacque da un incontro tra Luigi Berlinguer, che è diventato poi rettore dell'università, e Pietro Siotto, che era un pastore di Orune, che ha dato la sua componente al circolo. Lui era poeta, cantava anche in poesia, scriveva poesie, e ha voluto che il circolo fosse dedicato a Peppino Mereu, che è un carabiniere morto giovanissimo, che ha fatto questo testo Nannè Dumeu, che è una specie di inno, insomma. E da questo incontro sono nate tantissime iniziative che erano proprio finalizzate a mostrare questo ruolo della pastorizia sarda. Abbiamo lavorato molto anche per un'altra identità della Sardegna, ad esempio quella degli scrittori sardi. Abbiamo fatto tante iniziative dedicate a, che so, Sergio Azzeni, è venuto da noi Marcello Fois, sono venuti diversi altri scrittori sardi, e il circolo in quegli anni si è arricchito molto della partecipazione degli studenti. Ecco perché gli studenti sardi sono una componente importante, vengono a cicli, poi se ne vanno anche, quindi il circolo si sguarnisce. E quindi in quegli anni abbiamo anche lavorato molto, da un lato, a questa identità più complessa della Sardegna, che produce anche una grande narrativa tradotta in tutto il mondo, e dall'altro al tema che i circoli non servono più a consolare i nostalgici della Sardegna, ma servono a promuovere una nuova immagine della Sardegna, che per esempio quella gastronomica e quella del vino è un'immagine del tutto nuova. La qualità del vino in Sardegna nasce negli anni '90. Abbiamo fatto allora varie iniziative che cercavano di essere originali, appunto
connettevano ad esempio la promozione dei vini sardi, dei prodotti caseari e così via con la lettura dei passi in cui, grazie ad Eledda, sono tantissimi, parla dell'ospitalità sarda, parla di come si fa festa nei grandi santuari dove fanno i novenari, quindi proprio abbiamo cercato di far vedere che è una civiltà, quella sarda, che merita in qualche modo di essere riconosciuta da un'altra civiltà, questa toscana, con la quale ci sono poi dialoghi storici tra nuragici ed etruschi, quindi è anche un mondo che ha delle profonde e lontane affinità. In questa passeggiata pomeridiana cittadina, qui nel centro storico di Siena, ora ci troviamo nella contrada della Pantera, distinguibile, si vede benissimo dai braccialetti appesi ai muri della contrada. Siamo davanti al museo. Questa è una contrada in cui una contrada che ha visto che è stata vittoriosa grazie anche all'apporto di due fantini sardi. Allora, Cianchino, che è un Salvatore Ladu, detto Cianchino perché qui si usa comunque nel mondo, penso, dei cavalli, ecco, dare al fantino anche un nome di battaglia, diciamo, un nome di corsa. Una persona di molta esperienza che nella Pantera ha vinto due pali, nel 78 e nell'87. Poi nel 94 un altro fantino sardo ha portato la Pantera alla vittoria, Massimino. Quindi perché questo? Per mettere in evidenza questo legame che esiste stretto tra appunto la presenza dei fantini sardi dentro le contrade e durante il palio, anche se c'è da dire questo, che vittorioso è il cavallo, infatti non vince il fantino, vince il cavallo, che ha facoltà di vincere anche da scosso cosiddetto, ossia non montato dal fantino. Come rappresentante del circolo in questo momento, intanto vi ringrazio per avermi accompagnato in questa passeggiata e poi vi invito, così come ci invitano i senesi che ci accolgono continuamente, a venire a vedere questa città, a venire a trovarci nel nostro circolo, dove ora siamo in pausa, abbiamo finito da poco con le attività annuali, ora ricominceremo a settembre con tutta una serie di attività culturali. Vi aspettiamo. Vi invitiamo a venire a trovarci, a venire a fare i turisti non per caso in questa città che offre tanto, che è un posto molto accogliente. Veniteci a trovare, verrete accolti e ci farà molto piacere passare un po' di tempo con voi. Un saluto particolare dal Circolo Peppino Mereu, oltre a tutti i sardi che sono sparsi un po' per il mondo, dalla Toscana fino agli antipodi, a tutti gli amici di Sardinian Life che ci guarderanno sicuramente. Grazie.